La giornata ecologica, gli eventi del Natale e il giorno di festa, assalto al centro di Treviso nel giorno dell'Immacolata, 150.000 le presenze tra trevigiani e turisti. Incendio nella notte devasta un'abitazione a Cison di Valmarino, svegliato dal fumo il capofamiglia riesce a mettere in salvo moglie e figli. L'8 dicembre è tradizionalmente il giorno riservato dalle famiglie per allestire l'albero e accendere le luminarie natalizie, le raccomandazioni dei vigili del fuoco per evitare il rischio incendi. Insegnante del Duca degli Abruzzi a Treviso contagiata dalla TBC, arriveranno sabato i primi risultati dei 150 test effettuati ad allievi e colleghi della docente. Influenza, troppi contagi tra il personale delle RSA già in cronica carenza. Il Menegazzi chiude le visite agli anziani. Contiamo, dicono, di riaprire per Natale. Apre ufficialmente oggi la stagione invernale sulla montagna veneta e subito tornano le code sull'Alemagna. Buon afflusso di turisti per il ponte e fioccano le prenotazioni per le vacanze di Natale, aperta la maggior parte degli impianti di risalita. Torna la Christmas Run, partenza in Piazza dei Signori, arrivo sulle mura, oltre 1600 babbi Natale di corsa per le vie del centro di Treviso all'insegna della solidarietà. Buonasera e ben ritrovati con l'edizione trevigiana dei nostri telegiornali. Oggi festa dell'Immacolata che ha visto la città di Treviso preso d'assalto da trevigiani e turisti, 150.000 persone in questa giornata a presidiare gli accessi nella terza domenica ecologica che non ha fermato appunto i cittadini. C'erano una cinquantina di agenti della polizia locale, non si segnalano violazioni e in città, come detto, i trevigiani ma anche tante comitive di turisti. Complici la giornata di sole, i tanti eventi in città, la festa dell'Immacolata. Il centro di Treviso in questo 8 dicembre è stato preso d'assalto. Tanti trevigiani ma anche diverse comitive di turisti come questa da Arezzo che a Ponte Dante ha ricevuto il benvenuto direttamente dal sindaco Conte. Bella Arezzo, benvenuti. Complimenti, bella città. Godetevi la città e benvenuti. Grazie. Com'è Treviso? Molto bellissimo, molto strutturale, una città piena di muri. È bellissima veramente, io sono affascinata, è molto verde, ecologica, l'acqua veramente bella. Solo nel corso della mattinata tra le 8 e le 12 in città sono state registrate 70.000 persone. Si prospetta un'altra giornata da record e che fa ben sperare per il Natale e per i prossimi mesi, che saranno mesi è vero complicati, però devo dire che abbiamo anche tanti segnali positivi che dobbiamo saper cogliere e soprattutto ci deve portare ottimismo. Nemmeno la terza giornata ecologica con il centro interdetto alle auto ha fermato turisti trevigiani. Traffico scorrevole lungo l'anello esterno. Nel pomeriggio parcheggi fuori mura, tutti esauriti. Abbiamo incrementato l'informazione e le indicazioni per i parcheggi che sono appena fuori mura, quindi abbiamo messo la cartellonistica aggiuntiva lungo il PUT, abbiamo informato bene i nostri cittadini e quindi riusciamo ad avere turismo e un po' di attenzione anche all'ambiente. Indicativi anche i numeri registrati all'ufficio turistico di Piazza Borsa. In tutta la giornata di mercoledì una ventina le persone che si erano rivolte allo sportello per avere informazioni, 14 nella sola mattinata di oggi. Persone della zona o comunque italiani, stranieri non molti ancora, però comunque molti partecipanti soprattutto alla corsa dei Babbi Natale, quindi sicuramente il centro è più vivace del solito, quello è sicuro. Che cosa vi vengono a chiedere? E soprattutto riguardo a cosa possono vedere, quindi in generale la città, musei, la mostra di Paris-Bordona anche. Negozi aperti, prodotti tipici trevigiani in bella mostra e le tradizionali bancarelle a completare il quadro. Tantissima gente stamattina, è bellissima giornata. Sì. Fa ben sperare per il Natale, per gli acquisti. Sicuramente, guarda, siamo qui e aspettiamo. E c'è chi ha scelto Treviso per trascorrere una giornata speciale. Passare ogni tanto una mattina a Treviso, farsi l'aperitivo è sempre bello. Poi oggi è il mio compleanno, quindi fatemi gli auguri tutti quanti. La
cronaca, notte di paura a Cison di Valmarino. Un'abitazione su 2 piani ha preso fuoco probabilmente a causa del malfunzionamento della canna fumaria del camino utilizzato per riscaldare l'abitazione. Le fiamme hanno interessato inizialmente il tetto e le camere da letto del primo piano. L'allarme è scattato intorno alle 2:30. Fortunatamente non ci sono state conseguenze per la famiglia residente nell'abitazione. Il padre, 37 anni di origini marocchine, si è svegliato in tempo ed è riuscito a mettere in salvo moglie e i 2 figli. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno lavorato a lungo per domare le fiamme. L'incendio ha provocato danni ingenti alle abitazioni. Intervenuti sul posto anche i carabinieri della stazione di Cison di Valmarino. E l'8 dicembre è tradizionalmente il giorno scelto dalle famiglie per fare l'albero di Natale, per allestire le luminarie natalizie, per evitare il rischio incendi, purtroppo particolarmente frequenti. In questo periodo dell'anno arrivano le raccomandazioni dei vigili del fuoco. Si prepara il presepe, si allestisce l'albero di Natale, si accendono le tradizionali luminarie. Nei giorni del Ponte dell'Immacolata anche le case si vestono di festa e se il caro bollette impone qualche attenzione sulle lucine che si vanno ad installare, un riguardo ancora maggiore dovrà essere riservato alla scelta di quelle che si acquistano e si utilizzano per addobbare la propria abitazione per evitare il rischio di incendi. La raccomandazione arriva dai vigili del fuoco. Comprare tutti impianti marcati CE, non andare a comprare le cose che costano poco, accertarsi che il collegamento elettrico avvenga su un'unica presa di corrente, non su una multipresa, perché una multipresa significa che si va a sovraccaricare quella presa elettrica ha un determinato assorbimento. Se noi la andiamo a sovraccaricare, a volte l'assorbimento supera il carico che può dare quella presa elettrica e quindi si possono creare degli incendi. Quindi dobbiamo stare molto attenti. Il fatto di andare a comprare impianti certificati ci garantisce che proprio l'impianto non costituisca pericolo di incendio per le persone all'interno della propria abitazione. Ed ora l'incidente è costato la vita a Federica Scottà, l'imprenditrice di Brugnera nel Pordenonese, morta l'8 agosto del 2021 a Francenigo di Gaiarine. A conclusione delle indagini preliminari, il pubblico ministero ha chiesto il rinvio a giudizio per l'automobilista 25enne di Silea alla guida dell'auto che avrebbe con un'inversione di corsia causato l'incidente. Nell'impatto violentissimo Federica Scottà morì sul colpo. L'udienza preliminare è stata fissata per il prossimo 28 marzo. E dovrebbero arrivare sabato i primi risultati del test Mantù, a cui sono state sottoposte 150 persone tra studenti e personale del liceo Duca degli Abruzzi di Treviso dopo un caso di TBC riscontrato in un insegnante. 72 ore infatti sono necessarie per gli esiti dell'esame. I controlli saranno conclusi entro giovedì della prossima settimana. Nel caso tutti risultassero negativi è prevista comunque la ripetizione degli esami dopo 2-3 mesi. Se invece ci fosse qualche positivo verrà preso in carico per la prosecuzione dell'iter diagnostico. L'ULSS 2 si dice comunque ottimista, visto che la docente durante le lezioni nelle sue 6 classi aveva sempre indossato la mascherina. Boom di casi di influenza di questi ultimi giorni sta colpendo anche le RSA, ma ad ammalarsi è soprattutto il personale. Ci sono strutture come il Menegazzi di Treviso che sono state costrette a chiudere alle visite proprio per la carenza di personale. Da noi la situazione in questo momento è difficilissima, soprattutto perché non abbiamo nessuna forza e capacità di sostituire chi è ammalato. 80.000 casi di influenza in Veneto nell'ultima settimana e nel mese di novembre 103.000 certificati di malattia presentati all'INPS, più del doppio dell'anno scorso. Il boom di contagi che sta mettendo a letto tanti lavoratori non risparmia le case di riposo già alle prese con una drammatica carenza di personale. E così c'è chi si vede costretto a sospendere le visite dei parenti agli anziani, come accade all'Istituto Menegazzi di Treviso. Dalle chiusure per Covid degli anni scorsi si passa ora alle chiusure per influenza. Faccio l'esempio di 4 strutture, abbiamo deciso di chiudere una delle strutture, la residenza Menegazzi, non tanto perché ci sono delle situazioni di Covid, ci sono delle piccole, e circoscritte
situazioni di Covid, ma ad esempio perché 25 operatori sociosanitari sono a casa con l'influenza, alcuni col Covid. Fortunatamente gli anziani ospiti vaccinati per tempo sia contro il Covid che contro l'influenza stanno reggendo bene. La mortalità per influenza, che purtroppo colpisce duro proprio gli anziani, quest'anno tra gli ospiti delle RSA del Veneto al momento è su livelli molto bassi. Costretti a letto sono invece molti lavoratori ed il personale presente non ce la fa a garantire assistenza e visite. Ogni visita richiede un lavoro, molto importante da parte degli operatori. Allora, o prepariamo gli anziani per le visite agli anziani oppure assistiamo gli anziani. Quando siamo in una leggera precarietà e speriamo temporanea per assenza di operatori, in questo caso per malattie convergenti, 25 operatori a casa solo nella residenza Menegazzi, abbiamo preferito chiedere ai familiari di sospendere le visite per una decina di 7-8 giorni, tempo che si ripristini una situazione di normalità, preparandoci a tenere aperte tutte le strutture per Natale, che poi è il periodo più importante. In aumento anche i casi di influenza a scuola a causa del mancato uso della mascherina, almeno secondo il presidente della provincia di Treviso, Stefano Marcon. Sua considerazione è legata proprio al boom di casi registrati nelle aule scolastiche. L'influenza è arrivata in anticipo quest'anno e sta colpendo intensamente da qualche settimana. Il virus influenzale sta impegnando severamente studenti e insegnanti. Rispetto agli anni scorsi, l'influenza si è presentata in anticipo e la scuola ne risente in tutti i suoi componenti. Indiziato principale è l'abbassamento del riscaldamento, ma il presidente della provincia esprime una teoria diversa sulla causa dell'aumento dei contagi tra gli alunni e gli insegnanti, incolpando l'abbandono dell'uso dei dispositivi di protezione. Io penso che uno dei motivi sia il fatto che non si porta più la mascherina. Ricordo a tutti che l'inverno scorso si andava a scuola con la mascherina, si girava con la mascherina. La mascherina non proteggeva solo dal Covid-19, ma aveva fatto per certi aspetti dimenticare influenze, bronchite o malattie che sono stagionali, chiamiamole così. Oggi si tende a non portarla più sostanzialmente, quindi sono ricomparse queste patologie. Il riscaldamento nelle scuole è stato abbassato di 1 grado e le verifiche fatte in provincia lo certificano. Certo che rispetto all'anno scorso, dove la temperatura è stata abbassata, c'è una percezione differente. Identificati dai carabinieri di Crocetta del Montello i presunti responsabili di una truffa ai danni di un 34enne della zona. Si tratta di un 45enne, di una 23enne, di una 30enne del napoletano, tutti già noti alle forze dell'ordine. Gli accertamenti eseguiti dai militari dell'Arma hanno consentito di raccogliere sufficienti elementi a carico dell'uomo che, con la falsa offerta della vendita su un sito online di annunci economici di 2 bancali di pellet a prezzo particolarmente vantaggioso, convinceva la vittima a versargli 560 euro, rendendosi poi irreperibile. Per ostacolare l'illecita provenienza, il denaro era stato messo su carte prepagate in uso proprio alle altre 2 indagate. Voltiamo pagina. L'8 dicembre apre ufficialmente la stagione invernale sulla montagna veneta, boom di turisti per il Ponte dell'Immacolata e fioccano le prenotazioni anche per le vacanze di Natale, aperta la maggior parte degli impianti di risalita. Una bella giornata di sole ha aperto il Ponte dell'Immacolata, che tradizionalmente segna l'avvio della stagione invernale sulle Dolomiti. Lunghe code fin dal mattino sulla Lebania, come in A27, hanno dimostrato la grande attrattività della montagna veneta per i turisti, soddisfatti gli albergatori. Se il buongiorno si vede dal mattino, come recita un vecchio detto, le previsioni sono molto buone. C'è molta domanda, sia italiana che estera. La nevicata dei giorni scorsi ha consentito l'apertura della stragrande maggioranza degli impianti di risalita, dall'altopiano di Asiago alle Dolomiti. Dal Faloria alle Tofane è quasi tutto aperto, quindi tutte le società del Civetta sono aperte e con i collegamenti. A Falcade è aperto Falcade per il collegamento col San Pellegrino, e il San Pellegrino è tutto aperto. Misurina invece aprirà il 17, il Lagazzuoi aprirà il 23,
e invece il Col di Lana e tutta l'area di Arabba, col Pordoi e Funivia Arabba, sono aperti da oggi. Rimane ancora chiusa la Marmolada. In cima al ghiacciaio chiaramente non c'è l'impianto di nevamento, c'è arrivata della neve, ma non è arrivata in quantità necessaria per poter aprire le piste in sicurezza, e quindi loro attendono la prossima perturbazione, ma credo che con il 22 di dicembre si aprirà anche lì. Fioccano le prenotazioni per le vacanze di Natale, nonostante i rincari, più 10% per gli ski pass, 5% di sconto se si prenota online, sulla stessa linea gli aumenti negli alberghi. Vanno tra il 5 e il 10%, però nonostante questo aumento, come avevo già notato in estate, non c'è per fortuna riduzione della domanda dei pernottamenti. Al via dunque la stagione dello sci, per gite in montagna in sicurezza. Sentiamo i consigli del soccorso alpino nell'intervista ad Alex Barattin, delegato per il Bellunese. Leggete bene il bollettino Neve e Valanghe, che vi spiega molto bene di dettaglio com'è la situazione. Ricordiamolo che il bollettino è immediato su delle macro aree molto grandi, quindi ogni vallata, ogni area deve essere interpretata da chi la frequenta, e qui l'attenzione massima di chi ha poca esperienza è di affidarsi a guide alpine, CAI e anche a valligiani che hanno buona esperienza. Questa è una cosa molto importante, e poi soprattutto avere le dotazioni che ricordiamo sempre: sonda, pala e arva. Sono quelle 3 attrezzature che vanno assieme utilizzate, e soprattutto le dovete provare in tempo di pace. Quindi prima di iniziare le escursioni fate delle prove anche tra di voi e imparate ad utilizzarle. Leggete molto bene il bugiardino di ogni attrezzatura, perché vi spiega molto bene come va utilizzato. Il consiglio è sempre comunque di affidarvi ai professionisti della montagna, che vi possono informare e formare con dei corsi dedicati per chi ha poca esperienza. Cambiamo argomento, non ci sono solo i rincari a rendere complicata la realizzazione delle opere pubbliche nei nostri comuni, anche la burocrazia, ma non solo, ostacola la macchina comunale. Rincari delle materie prime, burocrazia e impegno dei dipendenti comunali, un mix di elementi che insieme possono influenzare il destino di un'opera pubblica. Perché se è vero che gli aumenti hanno in alcuni casi costretto i sindaci a congelare progetti lasciandoli nei cassetti, è altrettanto importante il funzionamento della macchina comunale. Lo sottolineano i primi cittadini di San Biagio di Callalta e Spresiano, con tanto di esempi alla mano. Per fare un'opera pubblica ci vogliono 2 anni, tra il pensarla, metterla in piedi e portarla a bando, cioè in gara. È anche vero che in questo momento gli aumenti delle materie prime, dei prezzi, anche noi abbiamo messo in gara, ma perché era stato fatto tutto un lavoro, un'opera pubblica da 350.000 euro, e su 350.000 euro è andata deserta, è stato rifatto tutto il percorso. In questo caso non è che si perdono 15 giorni per dire bene rifacciamo il prezzo per rimetterla nuovamente in gara, no, si investono ulteriori 8 mesi per fare questi tipi di procedimenti, e quando è stata rimessa in gara, nuovamente verrà rimessa in gara, stiamo parlando che da 350.000 euro siamo passati a 525. Situazione simile a Spresiano, dove nel 2019 era stata progettata la realizzazione di un centro polifunzionale nella frazione di Lovadina. Il primo studio di fattibilità parlava di 980.000 euro. Per 1 anno e mezzo non si sa cosa sia stato fatto, mi sono trovato che già costava 1,7 milioni. Adesso l'ultima mi ha detto che costa 3,9 milioni. Tempi burocratici dilatati che non aiutano, soprattutto quando le materie prime in poche settimane subiscono rincari cospicui, ma altrettanto determinante per i sindaci l'impegno degli uffici municipali. Come in tutti gli ambiti, anche nel pubblico c'è chi lavora di più, chi lavora meno, chi lavora meglio e chi lavora peggio. Non abbiamo quelle che possono essere considerate le premialità. Cioè nel privato un datore di lavoro che vede che ci sono le persone che si impegnano, che producono, che fanno il loro lavoro, vanno avanti e danno delle premialità. Qua non ci sono. Crescono le imprese artigiane al femminile nella Marca trevigiana, segno che sono stati fatti importanti passi in avanti, spiega la presidente di CNA Impresa Donna.
più 4,2%. Di tanto nei primi 9 mesi del 2022 rispetto allo stesso periodo di un anno fa sono cresciute le nuove imprese artigiane guidate da donne. Ancora più significativi i numeri relativi a determinati settori. Con tanto stupore di un aumento del quasi 100% delle imprese di costruzione e del quasi 200% dei trasporti e spedizioni. I dati del Focus della Camera di Commercio di Treviso Belluno sembrano evidenziare un cambio di marcia nell'imprenditorialità femminile della marca trevigiana. Si è in fase di cambiamento, appunto cambiamento di mentalità, cambiamento di culturale e sociale. Donne che studiano nuovi modi di fare impresa senza rinunciare al loro ruolo nella società. Il meeting di CNA Impresa Donna, andato in scena qualche giorno fa a Pescara, è stata l'occasione per un confronto tra realtà diverse per individuare nuovi strumenti di gestione di un'attività artigiana a partire dal delegare. Puntiamo molto sul fare network, cioè di unirci intanto all'interno dell'azienda per delegare, quindi avere più tempo appunto da dedicare alla famiglia, ma unirci anche tra imprese femminili, quindi ci portiamo anche questo prezioso messaggio da Pescara, cioè quello di fare rete il più possibile. È il momento di fermarci per qualche istante di pubblicità, tra poco. Rieccoci in diretta. Poco meno di 1700 persone questa mattina hanno preso parte alla seconda edizione della Christmas Run, la corsa dei Babbi Natale. Un fiume rosso e bianco, quasi 1700 Babbi Natale di tutte le età, una grande festa per la seconda edizione della Christmas Run. 1685 per l'esattezza gli iscritti, tutti rigorosamente vestiti con i classici abiti di Santa Claus con tanto di barba bianca. Intere famiglie, bimbi in passeggino, nonni e gli immancabili amici a quattro zampe. Com'è andata? Benissimo, benissimo, è stato piacevole. Insieme è stata una cosa piacevole. Una bella festa. Una bella festa, sono tutti bravi. Un percorso di 5 chilometri partito da Piazza dei Signori fino alle mura al Bastione San Marco, toccando i luoghi più belli della città. Alla partenza anche il sindaco Mario Conte, l'assessore Alessandro Manera, la consigliera Antonella Tocchetto. È una bella iniziativa e soprattutto perché il ricavato va in beneficenza e quindi speriamo che il prossimo anno siano ancora di più. Poi 5 chilometri, una bella giornata e poi tanta felicità. Devo dire che i bambini mi hanno fatto lacrimare, erano così belli e così emozionati a essere vestiti da Babbo Natale che vale veramente la passeggiata. La voglia di stare insieme, unita allo scopo benefico, sono stati gli ingredienti vincenti della Christmas Run 2022. Gioia, festa in una giornata di festa come l'Immacolata, ma soprattutto la voglia di aiutare 4 associazioni. Questo è il nostro più grande orgoglio, 10.000 euro a 4 realtà del territorio e non solo, come Fondazione Città della Speranza, Advar Onlus, La Stella di Marta e Anteas. Quindi noi siamo felicissimi che questa festa si traduca poi in qualcosa di concreto e un aiuto concreto. Lo avete visto in queste ultime immagini, il grande albero di Natale in Piazza dei Signori che ieri si è illuminato per la prima volta. L'accensione dell'albero di Natale di 18 metri in Piazza dei Signori ha ufficialmente dato il via alle festività a Treviso. Ieri sera centinaia di persone hanno voluto assistere allo spettacolo, ritornato in grande stile dopo 2 anni di assenza a causa della pandemia. Perché ci siamo lasciati con un evento simile 2 anni fa, prima della pandemia, e devo dire che quella sera, spero, come vivrete stasera un'emozione, è stata una delle serate più emozionanti della mia vita. Quindi stasera pensare di rivivere tutti assieme questa emozione mi riempie veramente di gioia. La magia delle luci, le canzoni di Natale, gli artisti di strada hanno emozionato grandi e piccoli. E dopo 2-3 anni un momento di spensieratezza che serve anche questa, come dire, a nutrire lo spirito, l'animo. Ecco, un po' di allegria in questi tempi. Presente anche il comune di Brunico che come ogni anno ha donato il grande albero alla città di Treviso. L'abbiamo donato con molto piacere a Treviso perché tra noi c'è un vero rapporto di amicizia, mi piace definirlo così, non solo tra me, il sindaco, tutta la sua giunta e anche il Presidente del Consiglio, ma anche tra le 2 città.
Monastier, nel tardo pomeriggio di oggi, si è acceso il villaggio di Natale ecosostenibile. 3, 2, 1, via! Anche a Monastier è iniziato ufficialmente il periodo natalizio con l'accensione del villaggio di Natale, quest'anno particolarmente amico dell'ambiente. Quest'anno abbiamo deciso di farlo all'insegna della sostenibilità, con materiali di recupero. I volontari si sono ingegnati usando la fantasia quando mancano altre risorse. E così ci sono i babbi Natale realizzati con materiale residuo di cantiere, vecchi pallet che diventano una casetta, tubi da idraulico che si trasformano in bastoncini di zucchero. La voglia di mettere insieme quello che di solito aveva finito la vita, quindi dal rimasugli di un cantiere del 110 a vecchi pallini di Natale, vecchie decorazioni. Tanta fantasia e soprattutto la collaborazione dell'intera comunità di Monastier hanno reso possibile questa magia per un Natale ecosostenibile. Dalle scuole materne che ci hanno fatto i loro lavoretti alle persone su Facebook che ci hanno detto sì, guarda, ho anch'io degli addobbi natalizi che volevo buttare, invece proviamo a vedere come possono stare, perché nel villaggio di Natale c'è posto per tutti. E adesso vi raccontiamo la storia di Renata De Biasi di Miane, campionessa mondiale di ballo country a Telfs in Austria, una passione che l'ha aiutata a conquistare la vittoria più importante, quella contro la malattia. La malattia mi ha aiutata a capire che la vita va vissuta e bisogna combattere per lei. Con questa consapevolezza Renata De Biasi racconta la sua battaglia contro un tumore, ma anche di come la sua grande passione per la danza l'abbia aiutata ad affrontare questo brutto capitolo. Si appassiona da piccola al ballo, un amore che cresce con lei e che la porta ad avvicinarsi al mondo del country e delle gare. A fine 2019 conquista il mondiale di danza in linea, una gioia che 5 mesi più tardi si infrange contro una terribile diagnosi di tumore. Per Renata un fulmine a ciel sereno. E là ti crolla il mondo veramente, cioè vedi tutto nero, tu hai l'incertezza del futuro, non sai cosa succederà, però ho detto vabbè, pian piano, un passo alla volta supererò anche questo. Renata non si abbatte, affronta l'intervento e poi il lungo e doloroso percorso della chemioterapia. Attraverso la malattia ho ritrovato una forza che probabilmente ho sempre avuto ma che non ho mai tirato fuori. E questa mi ha dato, questa esperienza qua, per quanto brutta, mi ha fatto riscoprire una parte di me che io non conoscevo. Proprio durante il periodo della chemio capisce come sia necessario per lei trovare qualcosa che la aiuti ad affrontare quel difficile momento. Il country, il ballo, è l'unica mia passione forte che ho, che mi dà sta forza. Allora ho iniziato ad allenarmi sui balli che sarebbero usciti poi per novembre, per le gare di novembre qua in Italia. Quando il suo fisico glielo permette si allena provando le danze da portare in gara. È in quei giorni che fa una promessa a se stessa: devo vivere per partecipare alle competizioni. Un sogno che riesce a realizzare a novembre 2022 dopo 2 anni di stop causa Covid. Io ho ballato con l'emozione di dire cavolo, ce l'ho fatta, nonostante tutto sono qua. Questa è la vittoria per me più bella in assoluto della mia vita, perché primo perché sono qua a raccontarlo e poi perché sono riuscita ad esaudire questa promessa che mi avevo fatto. Una storia, quella di Renata, che può essere d'esempio per chi come lei sta combattendo contro la malattia. Il nostro compito è proprio quello di far sì che la sua esperienza venga anche diffusa in modo tale che tante persone possano trovare in lei conforto e acquisire anch'essi la stessa speranza per andare avanti, magari facendo anche delle cose belle, piacevoli. Con la sua stessa vita dimostra un messaggio molto importante, che è quello che anche di fronte alle avversità non bisogna arrendersi, ma bisogna andare avanti, reagire. Tornerà con l'inizio del nuovo anno La nostra storia, il programma che ripropone servizi e immagini delle teche di Antenna 3. E nell'attesa continuiamo a riproporvi i fatti di questi giorni, ma datati 40 anni fa. Nello specifico torniamo al telegiornale dell'8 dicembre 1987 ad un servizio relativo alla pallacanestro Benetton e alla sfida continua tra Treviso e Mestre. I
tifosi pensano: ma quanto terrà Benetton questa società in mano? Per sempre. Per sempre? Per sempre. Una promessa. Senz'altro. Una promessa così il signor Gilberto non l'aveva mai fatta. Forse l'entusiasmo ha accelerato i tempi per questo regalo natalizio ai tifosi trevigiani, che se lo meritano davvero. Ed eccoli festanti ed eccitati i tifosi biancoverdi al termine del 10° derby Treviso-Mestre, una specie di Livorno-Pisa del Veneto. Non è accaduto nulla di spiacevole ed era ora, anche se la tensione c'era. Ha vinto dunque la Benetton senza strafare e senza nulla rubare alla Pepper. Partita equilibratissima, botte e risposte con 2 difese agguerritissime, le migliori del campionato. I 2 coach esprimono le proprie ansie in maniera totalmente diversa. Gianni Asti si presenta in giacca e cravatta, così come Riccardo Sales. Nervoso, eccitato, veemente partecipe delle azioni della propria squadra, Gianni Asti uscirà dal campo poco abbottonato. La squadra si è battuta, si è dannata, si è fatto, poi alla fine si è mancato un po' è mancata sempre un po' il momento giusto per mancare sempre qualcosina per comandare la partita. Probabilmente avevamo anche questa partita buona in mano quando eravamo 6 punti, che Mauro ha sbagliato mi pare ha sbagliato 2 tiri liberi di fila. E ripeto, queste sono le cose che alla fine in una partita come questa paghi. Riccardo Sales è sempre più imperturbabile, un'altra medaglia sul testato che lo celebra barone. In campo, battaglia, agonismo, qualche errore, ma fa parte del copione della partita. Emerge Minto nel primo tempo. Il miliardario della Benetton ha investito bene anche ieri. Tutti bene, da Perry, sempre più utile, e non vorremmo ricrederci, a Norris, alla regia, alle controfigure. La Pepper non ha mai mollato, però è stata solamente meno capace nei momenti top. Negli spogliatoi incontriamo Massimo Mangano, ex in tutti i sensi. Devo dire che la Benetton ha fatto un'eccellente partita, ha meritato un pizzichino più della Pepper, ha dimostrato una grande volontà di vincere, grande prestazione difensiva, grande spirito di squadra, ha ingabbiato molto bene i 2 americani, è stato un lavoro collettivo proprio molto molto buono. Un vero mediterraneo non può dirci che il cuore sentiva qualcosa. No, il cuore sente qualcosa quando vede la Benetton, perché è la mia ex squadra, perché per la mania traumatica in cui mi sono lasciato a questa squadra, perché ogni volta che vedo giocare Norris e penso a come ho giocato 10 partite senza Norris l'anno scorso, rimpiango molto il fatto di non aver avuto un giocatore della sua potenza in buone condizioni. Però a parte questo la Benetton è un ottimo allenatore, un'ottima squadra, e farà la sua strada con questa squadra, con questi giocatori, con questo allenatore. Finisce in gloria e la Benetton è reginetta d'autunno. Meglio di così non poteva andare. Torna la nostra rubrica Il tuo presepe. Voi telespettatori potrete raccontare con le immagini la vostra creazione. Manderemo in onda i video che ci invierete via WhatsApp al numero 351 1755 340. Ci raccomandiamo che i filmati siano della durata di almeno 20 secondi e che le riprese siano fatte con il cellulare in orizzontale. Specificate il vostro nome e cognome e il vostro comune di residenza. Potete anche registrare i vostri auguri e una breve descrizione del vostro presepe. E allora vediamo le creazioni di Andrea e Mattia di Oderzo, della famiglia Vanzina di San Biagio di Callalta, della famiglia Fenato di Montebelluna e della famiglia Miotto di Zero Branco. E con queste immagini io vi saluto, vi ringrazio per averci seguito. Buona serata.
Buon Natale, Antenna 3. Società Agricola Torresan. Dai nostri animali nati e allevati nel cuore del Montello, solo carne e salumi genuini. Bentrovati al meteo. Una serie di perturbazioni transiterà sull'Italia, determinando un ponte dell'Immacolata spiccatamente instabile. Il dettaglio di venerdì 9 dicembre. Sul Veneto tempo variabile, con cielo in prevalenza molto nuvoloso e con precipitazioni piuttosto diffuse un po' su tutta la nostra regione. Nevose sopra i 1100-1400 metri sulle Prealpi, a 900-1200 metri sulle Dolomiti. Fenomeni in diradamento a partire da fine giornata. Temperature stazionarie o con variazioni di carattere locale, minime tra lo 0 e i 6 gradi, massime invece comprese tra 6 e 8 gradi. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia e Giulia. Poche novità, anche qui piogge diffuse un po' dappertutto, in genere abbondanti e localmente intense. Temperature minime tra 5 e 10 gradi, massime sugli 8-14 gradi. Infine diamo uno sguardo al Trentino Alto Adige, anche qui molto nuvoloso, con delle nevicate fino a fondovalle in mattinata. Nel pomeriggio cessazione dei fenomeni a partire da ovest. Temperature minime intorno a -1 grado, massime sui 5-6 all'incirca. Dal meteo per ora è tutto, vi auguro un buon proseguimento con Antenna 3. Società Agricola Torresan. Dai nostri animali nati e allevati nel cuore del Montello, solo carne e salumi genuini.